Quando si apre la successione legittima? Le regole previste dal Codice Civile per la gestione dei beni ereditari, cioè le norme dedicate alla successione legittima, si applicano in due ipotesi alternative. Se non esiste un testamento valido ed efficace, se il testamento esiste ma contiene disposizioni solo parziali, che cioè non considerano tutti i beni che appartenevano al decuius. Nella seconda ipotesi, quindi, potrebbe accadere che il patrimonio del decuius sia destinato solo in parte ai soggetti che il defunto aveva indicato nel proprio testamento e che voleva preferire ai propri eredi legittimi. Gli eredi legittimi, infatti, potrebbero ereditare i beni residui, cioè quei beni che il defunto non aveva considerato nel proprio testamento. Per fare un esempio, nel testamento potrebbe esserci solo l'elenco dei beni immobili di proprietà del testatore, con l'indicazione specifica dei soggetti da beneficiare. In questo caso, gli immobili saranno assegnati ai soggetti che il testatore aveva scelto, ma gli eredi legittimi potrebbero ereditare i beni mobili, ad esempio i risparmi del decuius, che non erano stati citati nel testamento. Quando si apre la successione legittima, l'eredità è devoluta agli eredi legittimi, cioè i soggetti indicati nell'articolo 565 del Codice Civile. Il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti, lo Stato. Questi soggetti sono elencati in base a un criterio di preferenza che deve essere rispettato, con la conseguenza che l'erede legittimo di grado superiore sarà preferito a quello di grado inferiore. Di conseguenza lo Stato, cioè l'ultimo soggetto indicato nell'elenco sopracitato, eredita solo se mancano tutti i soggetti che lo precedono. Il coniuge è il primo soggetto dell'elenco e può concorrere con il figlio. La legge disciplina le quote che spettano al coniuge e ai figli. In assenza di figli, il coniuge può concorrere con gli altri eredi legittimi. In un prossimo video ci dedicheremo alla successione legittima del coniuge. Iscrivetevi al nostro canale YouTube. Abbiamo un'intera sezione dedicata al diritto civile. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.